Buongiorno da Venezia con i tanti pescatori del Delta, circa 500 pescatori del consorzio di pescatori del Polesine. Vi facciamo vedere il colpo d'occhio, 10 pullman che sono venuti a Venezia per dimostrare una situazione veramente difficoltosa, non ultimo il fatto del granchio blu che ha colpito le lagune, ma non solo, tante altri problemi che i pescatori vogliono portare alla conoscenza, che già conoscono in ogni caso, dei governatori della regione Veneto. Presenti, oltre a tanti pescatori, quasi tutti i presidenti del consorzio, qua davanti a me l'assessore alla pesca Tania Bertaggio, scusa, il sindaco di Ardea, il sindaco di Portotolle naturalmente, che vediamo sul ponte Calatrava. Adesso praticamente la manifestazione si terrà davanti alla ferrovia Santa Lucia. È una manifestazione super pacifica, non ci sono problemi di ordine pubblico, nonostante ci sia uno spiegamento anche di forze giustamente per l'occasione. Chiediamo a uno dei protagonisti, il presidente del consorzio Eridania, cosa vi aspettate da questo incontro? Aspettiamo che almeno ci diano un sostegno per lo smaltimento dei granchi e che vengano scavate al più presto le lagune che sono in uno stato pietoso. 2024 sarà molto difficile? 2024 sarà produzione vicina allo zero. Grazie. Sindaco Barbuiani, allora sindaco di Ardea, lei porta la solidarietà di tutto il Polesine a questa manifestazione. Cosa implicherà la difficoltà di questo comparto per tutta la provincia? È un indotto molto importante. La mia presenza qui viene proprio a certificare le preoccupazioni per tutto questo comparto così importante per la nostra economia. Anche ad Ardea ci sono diversi pescatori che purtroppo stanno vivendo un momento particolare e sono qui anche per loro, per testimoniare la mia vicinanza a questo comparto così in difficoltà. Grazie sindaco. Assessore Crepaldi, lei manifesta con... Insieme a tutti naturalmente, bisogna far valere la propria voce in un momento di estrema crisi del comparto. Lo facciamo a Venezia, lo faremo anche a Roma, è giusto che sia così. 500 pescatori, 10 pullman, quindi vuol dire che il comparto è unito e sicuramente... Il comparto è unito, è ben rappresentato, chiede come primo passaggio il riconoscimento dello stato di calamità, che poi a ruota può innescare un volano positivo per tutte le altre richieste a sostegno del settore. Grazie assessore. Grazie. Ci scusiamo che abbiamo rischiato anche di cadere su questo ponte Calatrava, che è famoso anche per essere molto scivoloso. Esatto. Avete in progetto un incontro con qualcuno della regione? Allora, questa mattina è previsto di essere ricevuti subito dall'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari e dopo sono in programma 2 incontri, uno a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, e uno a Palazzo Ferrofini, dove dovrebbe esserci il presidente del consiglio regionale a riceverci alle 14. Grazie. Niente. Ciao. A voi. Il sindacato presente, cosa vi aspettate da questo incontro?
si spera che si trovi una soluzione per questi lavoratori che oggi sono senza più un prodotto, c'è solo granchio e quindi bisogna trovare una soluzione di ristori anche per loro in modo di agevolarli per quanto riguarda i costi che devono sostenere anche non lavorando e quindi devono in qualche modo trovare una soluzione di questo tipo. Roma e Venezia sta facendo abbastanza? Ad oggi Roma non sta facendo nulla perché il Ministero ha solo promesse ma i soldi ad oggi non sono arrivati se non pochissimi, e Venezia può fare di più perché deve fare in modo appunto che si riesca ad avere un decreto che sia di emergenza per questi lavoratori. Grazie. Vediamo se chiama anche il sindaco di Portotolle, Pizzoli. Stiamo arrivando al piazzale della stazione Santa Lucia. Per chi si fosse collegato, siamo a Venezia in diretta per la protesta, o perlomeno per fare conoscere a tutto il mondo, visto che Venezia è un grandissimo palcoscenico mondiale, far conoscere a tutto il mondo la difficoltà di un comparto messo anche in difficoltà, non ultimo dal granchio blu, ma non solo, ci sono cose sul tappeto importanti che i pescatori vogliono sostenere davanti a Palazzo Balbi, o perlomeno incontrarsi con l'assessore alla pesca Corazzari e con il presidente della regione, che ci hanno detto ci sarà un incontro più o meno alle ore 14. Ecco, Corazzari c'è. Buongiorno assessore. Cosa le sembra, assessore, di questo incontro? È una manifestazione che dà il segno del dramma di questa piaga biblica del granchio blu sul settore della pesca e sulla comunità di Portotolle in particolare. Una comunità che vuole continuare a vivere, lavorare e vedere il proprio futuro nella propria terra, e per fare questo ha bisogno di risposte importanti e tempestive per poter appunto sostenere il settore. Diversamente si va a perdere un settore importantissimo non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e sociale, e si va verso un abbandono di un territorio preziosissimo per tutta la regione Veneto e per tutta l'Italia. È previsto un incontro anche a Palazzo Balbi? Abbiamo adesso un incontro qua nella sede della regione e poi andremo anche in consiglio regionale. Grazie. Ya ponemos una piscina, no Filipinas. Presidente del consorzio. Continuiamo le nostre immagini, vicepresidente Mancin, soddisfatto di questo incontro? Diciamo che un buon numero di persone, come avevamo previsto, circa 600, quindi siamo abbastanza contenti, anche se tanti sono stati a casa. Sarà presente anche lei con l'incontro che perlomeno è previsto a Palazzo Balbi con il governatore? Certo che sì. E cosa dirà? Diremo che abbiamo fretta, non si può più perdere tempo. Il tempo per noi è denaro, la gente non ha più soldi, non sa più cosa fare per stare in piedi, per tenere in piedi la sua famiglia, quindi dobbiamo essere veloci. Grazie. Sindaco, al volo, aspetta un secondo. No, l'ho fatto. Sì. Sindaco Pizzoli, presente l'amministrazione con lei, con un paio di assessori. E quanto sentite voi amministratori questo problema? Ma la viviamo in prima persona, situazione drammatica, ormai le famiglie veramente da mesi senza reddito, e chiaramente questo si riversa in una questione non solo economica ma anche sociale per tutto il territorio.
spera di portare a casa qualcosa con questo incontro? Spero in quello che sono sicuro, l'unità di intenti, la regione è con noi, andare a Roma e chiedere di velocizzare tutte le prassi per arrivare alle calamità naturali. Ha un'idea anche di un cronoprogramma? Ma so che il Ministero deve chiamarci a breve, quindi spero che questa situazione aiuti a percorrere più velocemente questo iter. Grazie Sindaco. Grazie a lei. Allora, con l'augurio che le parole di tutti quelli che abbiamo intervistato, che c'è ottimismo, c'è sicuramente la volontà di superare questo momento importante di impasse, di crisi, da Leandro Maggi, da Venezia, dagli amici pescatori del Delta. Ricordiamo che i pescatori non solo di Porto Tolle ma di tutte le città, abbiamo sentito anche il sindaco di Adria dichiarare che molti sono i pescatori che della sua città, Taglio di Po, Portoviro, Ariano, Corbola, Papozze, eccetera, tutti i cittadini del Delta sono coinvolti più o meno in prima persona a questo problema. Da Leandro Maggi, buona giornata.